Noi siamo Europa, ci siamo dentro, siamo parte della comunità. La nostra legislazione nazionale è condizionata per l'80% dalle direttive europee. È questo il messaggio che il vicepresidente del Parlamento europeo Gianni Pittella, in visita oggi a Padova, ha voluto dare agli studenti del liceo Tito Livio e a tutti i giovani, con l'obiettivo di farli sentire parte integrante di un'Europa dell'austerità e del rigore che va cambiata assieme. Come si fa a non insegnare nelle scuole o nelle università il diritto comunitario? Come si fa a non fare dell'Europa la principale tematica di un partito politico? Ecco perché io per esempio mi sono candidato alla guida del mio partito, perché voglio che il mio partito, come gli altri, sia un partito europeista ed europeo, chiaramente interessato a cambiare questa Europa. Non basta essere uniti sulla carta. Sul piano istituzionale, c'è bisogno di un'unità sulla politica estera. Non sento una voce unica dell'Europa sulle questioni dell'Egitto e della Siria, così come non l'ho sentita sulle questioni del Medio Oriente. Bisogna avere una politica di difesa e di sicurezza comune, bisogna avere una politica di governo dei flussi migratori, altrimenti tutto è scaricato sulla responsabilità del sindaco della città di Padova o di altre città che, poveretto, si trova ad affrontare flussi enormi perché a monte non c'è un governo politico dell'immigrazione, dei flussi migratori. Dopo un incontro col vice sindaco reggente Ivo Rossi, Gianni Pittella, assieme all'europarlamentare padovano Franco Frigo, hanno partecipato al convegno "Non l'Europa dei mercati, ma l'Europa dei popoli vincerà la crisi", organizzato dal Parlamento europeo degli studenti. Soprattutto bisogna evitare che siano influenzati da questa teoria per cui la crisi economica è colpa dell'Europa, perché noi abbiamo questa mania come politici, quella di europeizzare le difficoltà e di nazionalizzare le cose positive. Ecco, non è così. La crisi economica non è colpa dell'Europa, è il risultato di un ritardo che noi abbiamo nelle nostre istituzioni, nell'adeguamento delle stesse. È chiaro che abbiamo anche un tema di riorganizzazione delle nostre istituzioni e quindi noi dobbiamo fare anche la nostra parte per poter agganciare la ripresa.